Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il cosiddetto scandalo dossieraggio nel silenzio tombale dei giornaloni segna ogni giorno un salto di qualità. Oggi c'è il salto di qualità, speriamo finale, perché non so quali altri stadi possono esserci dopo questo, per cui sostanzialmente emerge l'ipotesi che l'operazione appunto di raccolta abusiva di dati, soprattutto riferita a esponenti politici del centrodestra, portata avanti dal tenente della finanza Pasquale Striano, è all'origine di un vero e proprio attacco mediatico giudiziario contro un partito politico, nel caso la Lega. L'inchiesta la trovate oggi e bisogna davvero dare merito ai colleghi Rita Cavallaro e Dario Martini sul Tempo, sotto il titolo che dice tutto sostanzialmente: gli spioni e Lega Gate, così hanno confezionato i dossier per montare le inchieste sui 49 milioni. Sapete, dal tormentone sui presunti 49 milioni che è diventata, come dire, l'arma mediatica da talk show da rivolgere contro Salvini in assenza di alcun, diciamo, riscontro oggettivo. Ma qual è qui la cosa veramente grave? La dinamica che viene ricostruita dai colleghi del Tempo, i quali ci svelano che nelle nuove carte acquisite dalla Procura di Perugia, dal procuratore Raffaele Cantone, che appunto sta indagando su questo verminaio del dossieraggio, c'è un vero e proprio dossier denominato Lega Nord, confezionato subito dopo l'exploit della Lega e di Salvini alle politiche del marzo 2018. Cioè la Lega fa un exploit politico e questi apparati come dire, che si muovono con logiche proprie, obiettivi propri, per usare un eufemismo, confezionano subito un dossier chiamato Lega Nord, che consiste in una relazione del gruppo comandato allora appunto dal finanziere Pasquale Striano, trasmessa al suo supervisore, l'ex PM Antonio Laudati, e i due sono indagati, ricordiamo, insieme a 3 giornalisti del Domani, non un giornale esattamente empatico con la Lega, per accesso abusivo alle banche dati e rivelazioni del segreto. Striano e Laudati sono indagati pure per falso abuso d'ufficio. E in quel momento Striano inondava le procure d'Italia con questi dossier pre-investigativi che riguardavano appunto Salvini mentre era ministro dell'interno del governo Conte 1. Ed era proprio un invio compulsivo, perché questi dossier furono inviati alle procure di Bergamo, di Milano, di Genova e di Roma, e in questi dossier c'era anche appunto la famosa relazione proprio che dichiaratamente metteva nel mirino la Lega, e all'interno della quale c'è l'ipotetica cronistoria dei fantomatici 49 milioni. Non è un caso d'altronde che la prima SOS ritenuta illegale inviata a Giovanni Tizian per l'Espresso, settimanale che ha inviato l'inchiesta giornalistica contro il partito, appartenga a questo orizzonte. È davvero, emerge un quadro veramente inquietante, veramente inquietante. Tra le altre cose, in questa relazione si fa riferimento a una segnalazione estera proveniente da San Marino. Questa segnalazione sarebbe stata mandata alla DIA, la Procura Nazionale Antimafia, presieduta allora dal dottor Cafiero De Rao, attualmente parlamentare a 5 Stelle, ma è un elemento casuale, non voglio invogliare la malizia di voi ascoltatori. E questa segnalazione estera, che si basava su presunte notizie di stampa, quindi è tutto un circolo vizioso in cui si cita quello che si è voluto dare in pasto sostanzialmente,
riguardava presunti flussi finanziari correlati al partito politico della Lega e si faceva riferimento a una società fiduciaria lussemburghese, che fa sempre scena perché una fiduciaria lussemburghese ti suggerisce sempre torbidi giri d'alta finanza. Qual è il problema? Che poi questa fiduciaria lussemburghese si fece viva e ci tenne a precisare che dall'analisi delle trascrizioni registrate sui rapporti dei predetti soggetti, queste movimentazioni, che sarebbero parte in causa dello scandalo, non apparirebbero correlate ai fatti appena ipotizzati. Cioè la fiduciaria lussemburghese smentisce sostanzialmente in diretta la narrazione dei dossier mandati in giro da Strano. Scusate. Ciò detto, si scopre che alcune segnalazioni sono finite comunque anche sotto la lente di Banca Italia, e che sarebbe stata attivata, appunto, cosa che poi emerse, un'iniziativa della Procura di Genova, anche in data, e le date sono importanti, 12 giugno 2019. Momento in cui l'allora procuratore De Rao aveva trasmesso il dossier Lega. Attenzione, poi finirà in Parlamento per il Movimento 5 Stelle. In quel momento si stava incrinando il governo giallo-verde. Salvini era un ministro politicamente accerchiato per la politica dei porti chiusi e che stava entrando in collisione col Movimento 5 Stelle. Sono gli stessi, è lo stesso periodo in cui, come emerse successivamente, l'ex capo dell'Associazione Nazionale Magistrati, esponente del CSM Palamara, diceva in chat a un collega: Salvini ha ragione, ma bisogna comunque attaccarlo. Ecco, questo è il momento. In questo momento politico era all'opera questo dossier, in base al quale poi si montò il presunto affair dei 49 milioni, e questo dossier nasce da questa centrale che evidentemente raccoglieva dati in modo abusivo e con intento politico, nel momento in cui a presiedere la procura antimafia c'era un futuro parlamentare dei 5 Stelle. Ora, in qualunque paese occidentale avanzato, questo è l'unico scandalo di cui si dovrebbe parlare in questi giorni. Ma ovviamente non ci riferiamo, ahimè, all'Italia. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.